Buonasera a tutti, amici azzurri, è sempre Forza Napoli, sempre, comunque e dovunque, perché tutto resto è munnezza. Ragazzi, scusate il ritardo, sto un giorno in ritardo, ma ieri stavo troppo stanco, contentissimo, ma stavo stanchissimo, e dal lavoro ovviamente non l'ho fatto. Beh, ragazzi, abbiamo distrutto anche l'aquilotto. Oh, mamma spazzate i scempi. E scempi. Ha fatto una caruta bascia. Bella. Allora, ragazzi, ieri ho visto un bel Napoli, non un grande Napoli, non un grande Napoli, ma un bel Napoli, a dire il vero. C'era rigore netto su Higuain, c'era. La Lazio ha tenuto bene il Napoli, ha fatto una buona fase difensiva, ma buonissima proprio fase difensiva. Il Napoli ha attaccato, diciamo che a parte il possesso palla, ma è stato un Napoli molto vivace, però non grande, perché per me il grande è quello dell'inizio di campionato, sono sincero. Per me il Napoli grande è quello di inizio di campionato. Non è stato un grande Napoli, è stato un ottimo Napoli, ma no grande. La parola grande è... quando ci metti pure tu, frate. Già, fa bravo. Ragazzi, scusate, poi ci vieni qua. Non dare fastidio all'audience. Per piacere. Ragazzi, voi mi vedete con i capelli, non è che tengo freddo, non è cominciato a dire che io tengo freddo e mi sa la sciarpa. Allora, la sciarpa è che il cappello, e poi c'è fu bravo. Il cappello giustamente è perché non ha, e perciò mi sono capito. E poi tengo i capelli scongiugati, perciò mi pare brutto, capito? Comunque raga, sono contentissimo di andare a fare questa bella semifinale con la Roma. Raga, precisiamo, non è facile perché la Roma è una grande squadra, gioca bene, corre molto. Beh, però io sinceramente le coppe per me è alla portata di Benitez, è alla portata di Benitez le coppe. Sono fiducioso che con la Roma, perché voglio, se vinciamo a Roma ci abbiamo pigliato la coppa, non ci stanno sangue. Perché la Roma è una grande squadra, e spero che la Roma vincesse lo scudetto, spero che la Roma vince lo scudetto, sono proprio sincero, sono più contento che vince la Roma e non che i vichinghi si chiamano e si chiamano i rubini. Ecco qua, sono più contento, però la Coppa Italia la vado avanti, poi viene la Coppa, poi facciamo minuti. Poi voglio dire un'altra cosa, poi dicono che c'era anche un rigore, aspetta, mi scrivevano, me l'ha scritto la mia amica Maria Pia, mi diceva che c'era anche una trattenuta su calcio d'angolo in aria di rigore, quindi entrambi erano venuti. Beh, sinceramente non l'ho visto questa trattenuta, però il rigore su Higuain era rosso quando hanno palazzi 10 piano. Boh, era proprio, sinceramente erano poco assurde in un'ora. Vabbè, lasciamo stare, l'importante è andare a fare la semifinale con i lupacciotti. Madonna, che goduria e che piacere, bella così, mi piace. Poi un'altra cosa voglio dire e voglio concludere, a parte la goduria immensa che tengo, che sono contentissimi di andare a fare sta semifinale, e la Juventus a casa, questo è il mio piacere. Juventus si lo dà a casa e noi abbiamo a fare semifinale. Non vi preoccupate, che lavammo noi e schiaffa faccia, non vi preoccupate, non è facile, ma vi lavammo noi. Poi voglio dire l'ultima cosa e concludo, a quanto riguarda i fischi ad Insigne. Raga, voi mi state dicendo, voi che ne pensate? Beh, sinceramente, a prescindere che
Insigne è un napoletano. Lasciamolo stare che è napoletano. Raga, i giocatori non vanno fischiati. I giocatori che portano la nostra maglia azzurra non vanno fischiati. Come va a gerire? Come va a gerire? Sicuramente sti fischi sono partiti dai tribù, dai distinti, le classiche diffuse che si vanno a bere la partita quando un biglietto costa 5 euro, 8 euro, 9 euro. E ci manca un'eternità lo Stato. Perché mo in questo momento non mi posso permettere, tengo la capanna da parte. Ma se no, io il biglietto a Napoli lo pago pure 50 euro, ma mi cabarei. Chi sti qua che hanno fischiato Insigne, ieri vedendo Insigne piangere negli spogliatoi. Raga, ti squarto coro, sinceramente ti squarto coro, perché a parte il napoletano sta attraversando un periodo brutto. Gioca meglio Mertens che Insigne, è vero. Anche se ho notato che quando mette Benitez Insigne e Mertens è tutta un'altra musica. È ancora meglio sta musica per me. Boh, il mister fa il mister, gli faccio il classico opinionista, dico la mia. Però per me Insigne e Mertens sposano bene in campo. Però in questo momento Insigne sta un po' a delle lacune e non va fischiato, non va fischiato. Ha mortificato a chi lo voglio, ma secondo voi io lo fischiate, no? Poi dopo segni, Insigne di qua, Insigne di là, voi non siete buoni, non siete buoni. Facete voi dici, io sono sinceri, vi parlo in faccia. Ma che la così chiama, com'è sta cosa? Allora, vi stavo dicendo prima, sti fischi qua, sicuramente hanno avuto dei distinti, sta dicendo che si va a bere la partita quando un biglietto costa poco, statevi a casa come me, però siate obiettivi, non lo fischiate Insigne, anche se gioca male, ma indossa la nostra maglia, a parte che è napoletano, e deve ancora aggiungere sta cosa, perché è napoletano e addirittura non va fischiato, perché alla fine Insigne sono cari fisici, e sta attraversando un brutto periodo, già gli chiamano ammazzato in capo. No, non si fa così, non sono proprio d'accordo con questi fischi, assolutamente d'accordo, questo è il problema. Non vi dovete permettere di fischiare chi indossa la nostra maglia azzurra. Mi sono spiegato. Allora, e poi a centrocampo, sinceramente, poi a centrocampo, a me Hiller, decidimi che è che pulito, a me Hiller per me si è riposato poco, perde troppi palle al centrocampo, troppo. Come si chiama? Il nuovo qui, Giorginio, può essere pure come pigli qualche critica. Giorginio, lo chiama Giorginio, così si chiama, Giorginio. È un fenomeno, è un grande giocatore qui. Bellissimo acquisto che ha fatto il presidente. Ma va a raccomando, come lisce va fischiate pure questo, a raccomando, bande profugo, che siete, bande profugo. Mannaggia, ma se vi ha da bere partita ogni tanto e da fischiare un giorno, ma perché non fischiate la cosa? Vi sentite solo voi che si ma magari vi schiate, come si chiama, i pernacchi, e poi facete, come si chiama, matricca ballacca. Raga, un bacione forte e sempre Forza Napoli, sempre, comunque e dovunque, perché tutto resta sempre munnezzo, non voi scordate mai. Un bacione e Forza Napoli,